Vivo in sicurezza è un progetto itinerante della Regione Veneto che consente una discussione sul tema della sicurezza in alcuni tra i luoghi più frequentati dalla gente, come i centri commerciali. Da Adria, in Polesine, gli eventi si sono spostati ad Albignasio nel Padovano, prima di raggiungere Belluno e nell'immediato futuro anche Treviso e Verona con i prossimi appuntamenti. Vivo in sicurezza, l'obiettivo pertanto di avvicinare da un lato i ragazzi e i bambini, coinvolgendoli con azioni anche di divertimento, facendoli parlare con le forze dell'ordine, anche con lezioni, quindi creando in loro questo concetto e veicolando questo concetto della sicurezza e utilizzando gli stessi ragazzi e gli stessi bambini per sensibilizzare gli adulti ad adottare in ogni situazione, in ogni momento della vita, dei comportamenti finalizzati alla prevenzione degli incidenti. Spazi informativi, aree riservate agli adulti con distribuzione di materiale, laboratori dedicati a bambini e ragazzi con attività educativo-didattiche. Il Comune di Albignasio è molto impegnato per quanto riguarda la sicurezza stradale, con l'aumento delle corse del servizio pubblico. Noi abbiamo un servizio pubblico con l'azienda del Comune di Padova che c'è una linea che si porta da Padova a Sant'Agostino e Mandriola, una seconda linea che fa San Giacomo e Lyon e poi abbiamo delle linee, delle corse che uniscono tutte le 7 frazioni del Comune. L'ambito della sicurezza domestica viene affrontato con la distribuzione di questionari per capire i comportamenti in famiglia in ambito domestico, mentre vi è poi l'altro aspetto più direttamente dedicato alla sicurezza stradale per aumentare la consapevolezza verso i rischi. Autovetture che hanno dispositivi tipo Bluetooth che ci fanno anche agire e si possono interagire con questi smartphone, però non sempre si ha anche la voglia, l'intenzione, la fretta di attivare questo e si risponde così liberamente. Ecco, queste sono distrazioni che portano sicuramente a creare l'incidente, perché distrarsi per un secondo ci portano a fare parecchi metri come fossimo al buio, con una benda agli occhi. Ecco che allora pensate voi di riuscire a fare 30 metri con la benda, che rischio avremo agli 80 all'ora. Questo è una cosa che è inaccettabile, ma purtroppo succede. Ecco che allora insisto sulla concentrazione per la sicurezza sulla nostra strada.